Parte da qui la sperimentazione di un nuovo promettente farmaco contro il Covid-19. L'azienda ospedaliera Università di Padova è infatti uno dei 3 centri italiani in cui ad alcuni pazienti selezionati verrà somministrato il Remdesivir. È un farmaco che non è registrato ovviamente per questo tipo di patologia, è stato utilizzato anche in passato per il trattamento di altri virus importanti come il virus Ebola, poi la febbre di Lassa, il virus Marburg ed sembra essere attivo anche per il trattamento del virus respiratorio sinciziale e adesso entra in prima battuta proprio per il trattamento anche di questi pazienti con nuovo coronavirus. È al momento, in attesa di un vaccino, una delle strade possibili per combattere la malattia, contro la quale già si usano anche alcuni farmaci antiretrovirali normalmente utilizzati contro l'HIV. Diciamo che le due cose non si sovrapporranno, cioè un paziente che ha quel tipo di trattamento non potrà fare il trattamento innovativo e viceversa. La scelta dei pazienti sarà affidata a un comitato etico che valuterà caso per caso possibili benefici ed effetti collaterali rispetto alle altre cure già in atto, escluso al momento chi già si trova in terapia intensiva. E ovviamente sono pazienti che devono esprimere in consenso informato e quindi la possibilità di eseguire la sperimentazione clinica. Quindi sono pazienti ricoverati in reparti di degenza, di malattie infettive oppure in reparti di terapia subintensiva in cui comunque c'è uno stato di collaborazione e di coscienza. La sperimentazione partirà entro questa settimana. I primi risultati dovrebbero essere visibili dopo una decina di giorni.